Sottorete ci porta a Gaiba, siamo nel Polesine e qui sembra quasi di essere a Wimbledon. Poco più di 1 migliaio di abitanti sulle rive del Po, ai confini tra le province di Rovigo e Ferrara. È qui che 4 anni fa, quasi per caso, nasce un sogno, quello che oggi rende unica la realtà del Tennis Club Gaiba. Siamo con Nicola Zanca, il presidente del Tennis Club Gaiba, e ci troviamo apparentemente su un campo da calcio, perché tutto qui nasce da un campo da calcio. Esatto, tutto nasce da un campo da calcio nel 2012, è stata veramente un'avventura perché abbiamo voluto trasformare un campo da calcio in 3 campi da tennis sull'erba, perché avevamo un sovraffollamento dei corsi di tennis e quindi i bambini hanno cominciato a giocare a tennis sull'erba mettendo le reti mobili, e da allora è cominciata un po' una sfida, un'avventura per trasformare un campo da calcio in 3 campi da tennis sull'erba. Quindi dalla messa in posa delle reti, recinzioni, sistemare il manto erboso, perché ovviamente è molto difficile col fatto che il rimbalzo è anomalo, e niente, ogni anno aumentiamo le iniziative, sempre più tornei, manifestazioni, e quest'anno abbiamo un torneo nazionale TPRA FIT, abbiamo avuto il torneo di quarta femminile e il torneo di FIT di quarta maschile il mese scorso. E diciamo che è tutto nella scia di Wimbledon, quindi c'è questa grande leggenda che ci dà una mano come sponsor. A Gaiba per il momento ancora nessuna finale Sampras-Federer, ma per i protagonisti del torneo TPRA FIT l'illusione di essere a Londra rimane, forse anche perché qui si gioca nelle stesse settimane dello slam più ambito, quello sull'erba dell'All England Club. Si parla di coincidenza con Wimbledon, ma voi siete ambiziosi e anche il nome vuole ricordare questo, forse il più importante, più prestigioso torneo del mondo. Esatto, il nome dell'iniziativa è Gaibledon, quindi deriva da Gaiba, la fusione con Wimbledon, per fare il verso al torneo leggendario del tennis sull'erba, e proprio per questo ha creato un effetto simpatia e tanti giocatori vengono da tutta Italia a provare questi campi, perché è l'unica possibilità che hanno di giocare in Italia tornei amatoriali, tornei della federazione sull'erba naturale, e proprio in contemporanea di Wimbledon, quindi ancora più effetto. Ovviamente per manutentare questi campi, che lo ricordiamo d'inverno tornano ad essere un campo da calcio, ci sono ore e ore e mesi di lavoro. Ci sono ore e ore, mesi di lavoro, è un team, una squadra fantastica, meravigliosa. Sono ragazzi della scuola tennis, delle scuole medie superiori, che d'estate hanno preso a cuore questo progetto e davvero danno anima e corpo per sistemare i campi, dal taglio dell'erba alla messa in posa dei campi, le righe, eccetera. E tutti i giorni sono qua, quando i giocatori non giocano, loro sono a fare manutenzione. Siamo qui con Gianfranco Piombo, vicepresidente regionale della FIT, tra l'altro di Rovigo, e quindi gioca in casa oggi, ma questo è proprio un fiore all'occhiello di questo territorio. Ma diciamo che effettivamente hanno scoperto un qualche cosa, che in Italia siamo gli unici. Questo gruppo di ragazzi veramente hanno un entusiasmo, una volontà di far conoscere questo tennis sull'erba che dà soddisfazioni enormi. Sono partiti in sordina piano piano, adesso stanno facendo i primi tornei a livello federale e hanno sorpassato già 100-120 iscritti che hanno questo torneo TPRA. Sono ragazzi favolosi che senza dubbio dovremo dargli una mano per la continuità, perché questo possa rimanere. Unici in Italia. La cosa particolare è che questo campo in realtà ospita 2 sport contemporaneamente, il calcio d'inverno e il tennis d'estate.
Sì, si parla di multifunzionalità degli impianti per permettere di sfruttarli al massimo, ma effettivamente è questo quello che su cui noi spingiamo, è l'inventiva, far crescere gli sport legati a un impianto, perché un impianto può essere usato in mille maniere, che ne so, penso a quello che è sempre stato, i campi di calcio in mezzo e le piste di atletica attorno. Ecco, noi oggi abbiamo bisogno di recuperare anche questo nello sport. Può diventare questa struttura uno dei fiori all'occhiello della FIT di Rovigo? Può diventare, ha delle potenzialità e, come ripeto, il Presidente assieme a noi, c'è presente oggi anche il delegato provinciale CONI, ha in mente un sacco di cose per renderla più importante questa cosa. Mi parla di fare anche un Open il prossimo anno, magari calcolando le date e quindi speranzoso che prima di andare a Wimbledon alcuni ragazzi, magari giovanili, possano passare per Gybledon prima di andare a Wimbledon. Intanto in questo 2015 a Gaiba è andato in scena il Super Slam Wimbledon TPRA con quasi 200 nomi in tabellone. Proprio Gaiba infatti è stata scelta come unica tappa sull'erba del TPRA Super Slam italiano. Per chi non conoscesse il circuito TPRA, come lo spiegheresti? Ma secondo me bastano poche parole, è un circuito che fa giocare tutti gli amatori fino a un limite di classifica 4.2 in carriera o ex C4, permette di giocare alla mattina, al pomeriggio e alla sera e divertirsi insieme. So che esistono delle classifiche anche qui comunque, come le gestite, come viene calcolato, quindi il valore diciamo così di un giocatore? Allora, la classifica è divisa in due parti, c'è la classifica tornei e la classifica sfide. La classifica tornei conta i migliori 15 risultati negli ultimi 12 mesi e la classifica sfide permette di giocare per 6 volte ogni mese, ovviamente sempre nell'arco di 12 mesi. La somma delle due classifiche porta come classifica mondiale e i migliori poi giocheranno a ottobre il master di qualificazione per le finalissime che nel 2015 saranno a Praga. Quindi esiste un vero e proprio ranking internazionale? Assolutamente un ranking mondiale e le classifiche sono aggiornate in tempo reale, quindi ogni volta che i due giocatori fanno la sfida e inseriscono il risultato oppure il torneo, immediatamente la loro classifica e il loro power varia. Siamo con Max e Gianluca, loro hanno l'onore di aver calcato quest'erba, ok non sarà Wimbledon ma poco ci manca. Beh, è un'emozione unica, ma guarda, io avevo giocato già l'anno scorso qui su questa superficie e tra l'altro mi ero trovato anche bene perché avevo vinto poi il torneo della mia categoria, quindi quest'anno sono qua a difendere il titolo e vediamo come va. Dopo TPRA si sta espandendo sempre di più, quindi è una bella cosa avere la possibilità di giocare anche qui a Gaiba e comunque di rendere famoso un paese che si sta attrezzando per far davvero qualcosa di bello nel tennis. Ad oggi tu sapevi cos'era Gaiba? No, non sapevo effettivamente cos'era Gaiba, però la voglia di provare a giocare sui campi in erba era tanta, quindi siamo andati alla scoperta di Gaiba e di questi campi in erba che ci fanno assaporare comunque un'emozione particolare e la sensazione comunque di Wimbledon, il nostro piccolo ma comunque è sempre Wimbledon. Per giocare sull'erba di Gaiba c'è chi fa centinaia di chilometri o chi parte all'alba da Venezia costretto a far coincidere orari delle partite con quelli del Vaporetto, perché l'intuizione del presidente Zanca e degli altri giovanissimi dirigenti del club d'Orodigino funziona e allora anche la ricettività della zona si organizza per una possibile invasione dei patiti del rimbalzo sull'erba. Possiamo però rassicurare tutti e dire che siete assolutamente pronti in termini di ricettività per trasformare questo torneo in un torneo internazionale. Beh, direi di sì, perché in particolare la nostra struttura è già partner degli eventi sportivi che si svolgono nel territorio della provincia di Rovigo e anche di Ferrara. Ad esempio abbiamo ospitato la nazionale irlandese di rugby piuttosto che la finale del Super Bowl di football, quindi volentieri aggiungiamo anche il tennis.
Oltre 200 soci iscritti che raddoppiano di anno in anno e un passaparola che ha già portato a calcare l'erba nomi noti della racchetta azzurra come Omar Camporese. Inevitabile dunque che al TC Gaiba si cominci a sognare in grande. Voi ovviamente avete l'ambizione di trasformare questo, che è uno dei pochissimi campi in erba esistenti in Italia, in un punto di riferimento proprio per tutto il tennis. Esatto, Omar è stato uno dei personaggi importanti che è venuto a trovarci l'anno scorso, ancora prima Mara Sant'Angelo, e ci ha dato la carica perché ha detto che secondo lui si gioca come a Wimbledon, e avendo calcato il campo centrale direi che è un grande onore per noi questo paragone. Il nostro obiettivo è quello di ampliare l'impianto e trasformarlo veramente in un centro che possa dare risalto al tennis sull'erba in Italia, che possa diventare il centro della federazione dove far allenare gli atleti prima di Wimbledon e chissà magari creare un future, un challenger dove incontrare un sacco di giocatori internazionali proprio qui a Gaiba. Tutto nasce un po' dal caso forse, ma il vostro è un sogno che insomma punta veramente ad arrivare in alto. Un invito veramente perché venga accolto dalla federazione allora proprio quello di trasformare questo centro in un centro federale. Esatto, diciamo che l'idea è risultata vincente proprio grazie agli appassionati che accorrono ogni anno duplicano come numero e ci danno veramente tanto entusiasmo e la voglia di continuare e davvero capitalizzare il progetto. Il nostro sogno è quello di davvero creare un centro federale dove gli atleti possono venire da Roma, Milano a trovarci a giocare a Gaiba, e questo è veramente il sogno, e quindi sulla scia di Wimbledon, Gaibledon.